modo drammatico il numero dei contagi in Veneto, arrivati a quota 3.751, 267 in più rispetto a questa mattina. Le vittime sono 130 nella Marca, 6 decessi in più nelle ultime ore. Pronti a partire da domani gli ospedali Covid nella Marca Trevigiana, al San Camillo in arrivo i primi 10 pazienti, poi nei prossimi giorni gradualmente verranno trasferiti altri malati, l'annuncio del direttore Benazzi. Il governatore Zaia parla di un bollettino di guerra di fronte all'ultimo aggiornamento sui contagi e ricoveri in Veneto e Verte. Se non lo farà il governo sono pronto nelle prossime ore a firmare ordinanze più restrittive. Mascherine presto in arrivo, verranno consegnate prima ai sindaci, poi distribuite gratuitamente, altre si potranno trovare nei supermercati e nelle farmacie. I volontari della protezione civile oggi hanno consegnato l'ex ospedale Guicciardini di Valdobbiadene, pronto all'attività, sopralluogo dell'assessore regionale Bottacin. Gli incurati delle normative organizzano un festino sul terrazzo di un condominio a Treviso, interviene la polizia locale, la rabbia del sindaco Conte, vergogna, saranno denunciati. Questione privacy, i sindaci sono rimasti tagliati fuori, c'è delusione tra i primi cittadini della Marca che da ieri non possono ricevere i dati personali dei concittadini colpiti da coronavirus. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano l'ultimo bollettino arrivato oggi dalla Regione Veneto con i casi, con l'aggiornamento sui contagi e purtroppo sui decessi per Covid-19 in Veneto, e poi nel dettaglio vedremo anche i dati per quanto riguarda la Marca Trevigiana. Allora, in Veneto, l'avete sentito dai titoli, il numero dei contagi è salito a 3.751 con 267 casi in più rispetto al bollettino di questa mattina. A Treviso il numero dei positivi è arrivato a 670 con un più 33 rispetto all'aggiornamento di stamane. In isolamento domiciliare ci sono 1.549 persone nella Marca Trevigiana. Per quanto riguarda poi i ricoverati, sono 805 in Veneto, più 34 rispetto a stamane. In terapia intensiva si trovano 224 persone, 15 in più. Purtroppo sale anche il numero dei decessi. In Veneto si è arrivati a 130 persone che hanno perso la vita a causa del coronavirus, con un incremento di 15 rispetto a questa mattina. Nel dettaglio, nella Marca Trevigiana a perdere la vita sono state 4 persone ricoverate all'ospedale di Treviso, una all'ospedale di Oderzo e un'altra all'ospedale di Castelfranco. La sanità trevigiana dunque è alle prese con una riorganizzazione senza precedenti. Nelle prossime ore saranno attivati i cosiddetti presidi Covid-19, pronto a partire anche l'ospedale San Camillo di Treviso, e dall'ULSS arriva l'appello agli aspiranti infermieri. Da domani abbiamo avuto l'autorizzazione del dottor Mantoan, partiremo con i nuovi ospedali cosiddetti Covid positivi. Questione di ore e la riorganizzazione della sanità trevigiana in modalità antivirus sarà pienamente operativa con l'attivazione delle nuove strutture Covid-19. Tra queste c'è il San Camillo di Treviso che una volta a regime ospiterà fino a 120 posti letto ed è chiamato a supportare il Cafoncello nei giorni del picco. Manderemo venerdì 10 persone e poi così a seguire ogni giorno con 10-15 persone, in modo tale da dare a loro la possibilità di organizzarsi dal punto di vista diciamo più che strutturale con le persone, in modo tale da garantire un'assistenza adeguata. Altro fronte è quello dell'ospedale di Vittorio Veneto che nelle prossime ore cambierà pelle. Domani mattina andiamo su a vedere per anche come sistemare i reparti, cosa va chiuso, cosa va spostato a Conegliano, perché evidentemente Conegliano resta l'ospedale per acuti per eccellenza in questo caso qui, e quindi tutta la patologia, compreso anche il punto nascita, per questo periodo sarà spostato a Conegliano. Una riorganizzazione di reparti ma anche di personale inevitabile se si pensa che proprio in queste ore si stanno effettuando tamponi a raffica sugli operatori. Chi risulterà positivo dovrà essere necessariamente sostituito. Stiamo facendo i tamponi al personale dei nostri ospedali, anche al personale che è a rischio, cioè
come dire, le unità operative in prima linea, che sono appunto le medicine, le geriatrie, le malattie infettive, la pneumologia, eccetera, il pronto soccorso, per cui se questi risulteranno positivi è chiaro che dobbiamo usufruire anche di coloro che oggi magari non sono stati in prima linea. E la questione personale si affronta anche attraverso i nuovi bandi di ricerca attivati dall'azienda Zero, da qui il messaggio di Benazzi. Io credo che se avete voglia di entrare nel gioco e darci una mano, ne abbiamo bisogno, mandate i vostri curriculum all'azienda Zero, l'azienda Zero sta facendo i bandi e poi verrete a lavorare qui a Treviso e noi vi accogliamo veramente con grande gioia vista la difficoltà e l'emergenza che c'è. Ormai quello che conta è, lo abbiamo visto, portare a casa persone per supportare chi c'è e per sostituire chi purtroppo è diventato positivo. Quindi credo che questa sia ormai la parola d'ordine, assumere tutti quelli che si possono assumere, e questo sta facendo la Regione Veneto. Se i veneti non ci aiutano, a fine mese rischiamo di avere un overbooking delle terapie intensive. Queste le parole del governatore Zaia nella consueta conferenza stampa nell'unità di crisi della protezione civile a Marghera. Siamo in guerra, spiega Zaia, che si dice pronto, nel caso non lo faccia il governo, a firmare nelle prossime ore ordinanze più restrittive. Se il governo non adotta misure restrittive mi vedo costretto, per quanto possano stare in piedi, ad adottare ordinanze regionali. Io spero che si adottino misure più restrittive rispetto ai passeggi. In questo momento viene richiamato l'amministratore a fare delle scelte per la comunità che vanno al di sopra delle singole individualità, delle singole libertà, perché oggi ce n'è una più importante che è quella della libertà alla salute. Il presidente Zaia annuncia di essere pronto a firmare nelle prossime ore delle ordinanze ancora più restrittive, anche se auspica che sia il governo ad adottare provvedimenti nazionali perché, spiega, l'emergenza non sarà finita quando verrà dimesso l'ultimo paziente in Veneto se nel resto del paese ci saranno ancora malati. Il governatore dà gli ultimi aggiornamenti, quello che chiama un bollettino di guerra, che richiede ulteriori misure anche alla luce della notizia del TAR della campagna che in merito all'ordinanza sui passeggi del governatore De Luca si è espressa al momento non nel merito quanto contro la richiesta di sospensiva del provvedimento. Con quella sentenza di ieri possiamo avere un pertugio aperto per fare un'ordinanza. I tempi sono stretti, il weekend ormai è alle porte e come è accaduto la scorsa settimana c'è il rischio che molti, ignorando i continui appelli, si riversino su piste ciclabili, argini, nei parchi. Se non si chiude questa partita tra oggi e domani noi bisogna che prendiamo in mano e firmo un'ordinanza. Misure necessarie perché i numeri sono da paura, dice Zaia, il bollettino rispecchia i modelli matematici. E se i veneti non si mettono in testa di stare a casa, di darci una mano, di evitare le passeggiate e altre robe del genere, noi per fine mese abbiamo il grave, grosso, enorme rischio di andare in overbooking con le terapie intensive. Abbiamo ragazzi in terapia intensiva, intubati. Modelli matematici che indicano il 15 aprile come il momento del picco del virus. Il 15 aprile ci dà un dato che è il dato, diciamo, di un picco massimo di stress della sanità del Veneto. Da quel 15 aprile a fine maggio, insomma, lì la turbolenza in volo sarà tale per cui molti dei passeggeri diranno qua l'aereo va giù. Tanto per darvi una suggestione. Ma non andrà giù l'aereo, noi andiamo a atterrare nell'aeroporto che abbiamo previsto come destinazione. Siamo pronti alla grande onda, se i veneti ci aiutano magari arriva un'onda che possiamo affrontare solo con un surf. Usa questa metafora il presidente del Veneto per lanciare ancora una volta un appello che però non tutti sembrano aver compreso fino in fondo. Stare a casa, di non farsi, come si può dire, non facciamoci ammagliare da questo sole, che è un sole cattivo, è un sole che ci tira fuori, è un sole che ci farà punire dal virus. Io arrivo a odiare questo sole perché se piovesse e facesse freddo faremmo meno rischiare la vita ai nostri cittadini. E durante questa conferenza stampa il governatore Zaia, per spiegare la gravità della situazione, aveva parlato di una foto simbolo. È questa la foto, quella che vi mostriamo ora, e che rappresenta l'area adiacente alle sale operatorie del Covid Hospital di Schiavonia, siamo in provincia di Padova, attrezzata con nuovi letti di terapia intensiva. L'ospedale di Schiavonia, identificato come Covid Hospital, si sta trasformando per assistere pazienti che hanno bisogno del ricovero. Zaia aveva proprio parlato
paragonando questa ad una stanza delle nostre abitazioni riempita da letti di ospedale, come appunto foto simbolo dell'emergenza che il Veneto sta vivendo, per farlo capire a quei cittadini che ancora si ostinano a scendere in strada senza giusti motivi. Mascherine presto in arrivo, intanto verranno consegnate prima ai sindaci, poi distribuite gratuitamente, altre si potranno trovare nei supermercati e nelle farmacie. Il governatore Zaia ha poi precisato la differenza tra il tampone e il kit istantaneo. Infine l'accorato appello alle persone che stanno facendo delle donazioni: chi può, ha detto, acquisti intere postazioni di terapia intensiva. 2 milioni di mascherine saranno consegnate a breve alla Regione, poi partirà la distribuzione capillare. Il governatore ha spiegato che non è escluso l'acquisto di un'altra partita delle stesse mascherine, in modo da garantire il più possibile ai veneti una protezione. Sono dei dispositivi di protezione individuale, al momento non sono mascherine chirurgiche, si sta cercando di fare anche questa certificazione perché le caratteristiche siamo convinti che ci siano. Se il Ministero della Salute riconoscerà la caratteristica, potranno a quel punto entrare tranquillamente negli ospedali come ausili per gli operatori. La domanda più frequente della gente è come potrà avere questa mascherina. A spiegarlo è l'assessore alla protezione civile Giampaolo Bottaccin. Si seguirà questa filiera, l'azienda li porta in un deposito della protezione civile a Padova e dopo da lì ci saranno 7 mezzi che andranno nelle 7 province e dalle province poi ci sarà una distribuzione capillare ai sindaci. Si seguirà anche il canale dei supermercati e delle farmacie. L'assessore ha poi invitato la cittadinanza a non acquistare tanti pacchi di mascherine per famiglia, perché si priverebbe altre persone ad averle, mentre il presidente ha voluto ringraziare i tanti donatori che stanno contribuendo in questo momento di emergenza. Devo ringraziare tutti i donatori. Sono tanti e se qualcuno è in animo di farlo, fatelo. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Abbiamo passato i 50 milioni di euro di spese. Poi l'appello accorato di Luca Zaia. Ai piccoli donatori, che sono piccoli solo per l'entità della cifra, ma sono dei grandi donatori perché comunque ci mettono il cuore in questa partita, dico che dedicheremo le donazioni con una contabilità che sarà chiara, tutta dedicata al coronavirus. Ai grandi donatori, a quelli che propongono delle grandi cifre, e ce ne abbiamo, da $500,000 a $1 milione, ho detto, e quello che dico a tutti quelli che magari mi stanno ascoltando, che c'è un'opportunità di comprare postazioni intere di terapia intensiva. Una postazione di terapia intensiva costa 66.000 euro, un donatore ne ha già acquistate 20 e sembra davvero assurdo, ma questa è una delle necessità principali in questa emergenza. Altro discorso, spiega Zaia, è la questione tampone e kit. Il tampone riesce ad individuare con tutte le difficoltà, perché il tampone significa avere un operatore che ti infila i tamponi almeno in una delle 2 narici, in gola, li metti in una provetta, vanno in laboratorio, fa l'analisi e tutto, e ti danno il risultato. Ecco, i tamponi riescono a identificarci il soggetto asintomatico ma che è positivo. Il kit, ovvero la puntura sul dito, la goccia di sangue e il test rapido da 10 minuti, un quarto d'ora, ci identifica il positivo che ha già sviluppato anticorpi. Sono 2 scenari di pazienti completamente diversi, ha precisato. Molti asintomatici che non hanno gli anticorpi e che sono positivi con il kit non si trovano, altrimenti non avremo la necessità, dice, di effettuare i tamponi. Adesso a Valdobbiadene, dove oggi i volontari della Protezione Civile hanno consegnato l'ex ospedale Guicciardini pronto all'attività, sopralluogo dell'assessore regionale Bottaccin, che ha annunciato anche il possibile utilizzo dell'elicottero del SUEM di Treviso per il trasferimento rapido di pazienti colpiti da coronavirus. Abbiamo fatto i test proprio a Treviso con i nostri elicotteri, con la barella biocontenitiva, e per noi va bene, cioè funziona tutto. Il SUEM di Treviso, con Pieve di Cadore e Verona, potranno trasportare in elicottero pazienti colpiti da coronavirus senza mettere a repentaglio la salute dell'equipaggio. Un dato importante nella battaglia quotidiana con l'infezione, soprattutto nella prospettiva che con l'aumentare dei contagi si rende indispensabile trasferire pazienti anche infetti ma non da terapia intensiva verso altre strutture.
Ospedali di riferimento per coronavirus e ospedali pronti ad accogliere altri pazienti nel momento in cui il numero delle terapie intensive dovessero raggiungere il livello di saturazione. Un esempio è il Guicciardini, consegnato di fatto oggi alla Protezione Civile del territorio. Loro sono stati bravissimi, ci ha messo 4-5 giorni a fare tutto. Però voi capite che è meglio farlo prima piuttosto che trovarsi con le persone che arrivano in ospedale e non sai dove piazzarle. Quindi è stata un'azione fondamentale. Sono 5 strutture, a seconda delle necessità saranno ricoverate in queste strutture, se serve, casistiche diverse. 147 i posti letto riattivati su 4 piani, con area valutazione e zona volontari di presidio al piano terra. Oltre 3.000 ore di lavoro per circa 200 volontari che si sono alternati da giovedì scorso, segno di una solidarietà concreta come quella raccolta dal sindaco dalle aziende del territorio. 200 sedie, che ho appena avuto una comunicazione di un'azienda di Valdobbiadene che ha voluto regalare 200 sedie per i Guicciardini, un'altra azienda ha donato dei materassi, insomma chiunque cerca di dare una mano. Ad alcuni bisogna dir di no perché qua devono entrare le cose che servono, e quindi a tutti sarà data una risposta, ma grazie davvero per la grande generosità dimostrata dai valdobbiadenesi, ma non solo, anche i comuni vicini. Un ringraziamento speciale agli alpini della sezione di Valdobbiadene dal presidente nazionale Sebastiano Favero, che tra l'altro ha confermato il forte impegno delle Penne Nere anche a Bergamo. L'ospedale da campo, posso dirvelo, da domani riprende la sua installazione nella fiera di Bergamo e sarà pronto fra qualche giorno a ospitare 250 ricoverati, quasi tutti di coronavirus. Nelle ore in cui è partita la sanificazione delle strade a Treviso ha suscitato scalpore la notizia di un festino privato sul terrazzo di un condominio, una decina di partecipanti, alcuni anche minorenni. Intanto la polizia locale negli ultimi giorni ha denunciato 20 persone e ha trovato aperti 3 bar, sanzioni anche per un supermercato e una pasticceria rimasta aperta. Ma cominciamo proprio dal festino organizzato, come detto, sul tetto di un appartamento. Ci sono anche i bambini. Ci sono anche i bambini. Buonasera. Buonasera. Polizia locale. Oh signore. Sì, cosa state combinando? Un po' di musica. Flash mob. Ho capito. Ma sapete che non potete stare vicini tra di voi? Così la festa organizzata in un appartamento di Treviso è finita in gloria, tra giustificazioni inverosimili ed espressioni di stupore, come se il coronavirus fosse un fastidio da eludere più che una emergenza da combattere. Musica, palla, atmosfere anni 90, luci strobo, una discoteca casalinga anche con bambini, che però è stata interrotta dagli uomini della polizia locale. Il video è stato condiviso sui social dallo stesso sindaco Mario Conte, che pochi istanti dopo nella nostra diretta straordinaria ha rincarato la dose. Una vergogna totale, incoscienti che pensano di essere più furbi, invece stanno creando un danno all'intera comunità. Stanno prendendo in giro le persone che stanno facendo sacrifici enormi, rispettando rigorosamente quanto previsto dal decreto, stando in casa. Stanno mancando di rispetto a imprenditori, artigiani, partite IVA, professionisti che hanno messo da parte il loro lavoro per tutelare la salute dei cittadini. E se in questo caso scatterà una denuncia per trasgressione dei provvedimenti del governo, altre potrebbero partire a breve. Cittadino avvisato, mezzo salvato. Avviso anche i cittadini, a quei cittadini che in questi giorni stanno andando nelle macellerie a comprare la carne per le grigliate di condominio, di stare molto attenti perché i controlli saranno serrati e fioccheranno denunce nel caso in cui verranno scoperti a fare feste di condominio o aggregazione. Mi raccomando. Nel frattempo è iniziata, quando ancora era notte, la sanificazione della città nelle aree individuate dai protocolli, le più sensibili. Abbiamo individuato delle zone che sono maggiormente frequentate anche in questi giorni, dove il contagio è in aumento, quindi stazione delle corriere, tutte le zone limitrofe, i supermercati, le farmacie, i medici di base, tutte quelle zone che abbiamo continuato a frequentare
anche dopo le restrizioni indicate dal decreto ministeriale. Ci vedrà impegnati anche nei prossimi giorni, ma ci tengo a sottolineare che le zone da sanificare sono già state tutte individuate e non c'è spazio per richieste singole dei singoli cittadini. Questione privacy e i sindaci vengono tagliati fuori. C'è delusione tra i primi cittadini della Marca che da ieri non possono ricevere i dati personali dei concittadini colpiti da coronavirus. Lo sfogo proprio dei sindaci. Abbiamo appreso questa notizia con disappunto perché noi stiamo lavorando in prima linea per sostenere anche le famiglie delle persone positive al coronavirus. La comunicazione dell'US2 ha lasciato molti sindaci ammutoliti, alcuni esterrefatti, altri semplicemente arrabbiati. Da qualche ora infatti nessun dato personale sui contagi da coronavirus nei rispettivi territori viene loro trasmesso, in ottemperanza alla circolare del commissario Borrelli per la tutela della privacy, e questo in attesa di chiarimenti. Insomma, un bel problema considerando che i sindaci sono i primi garanti dell'igiene e della salute pubblica, come sottolineato anche nel corso della nostra diretta da Paola Roma, sindaca di Ponte di Piave, presidente della conferenza dei sindaci dell'US2. Nel caso di Cordignano è lo stesso primo cittadino a dire come l'azione del comune sia stata tempestiva nei confronti dei casi segnalati, quasi tutti uomini, settantenni, giocatori di carte. Nel mio caso, nella mattinata di ieri ho sentito quella quindicina di famiglie che hanno una persona positiva al virus, sono tra l'altro ricoverate, ed è stato importante ricavare alcune informazioni. Per esempio abbiamo capito che i contagi risalgono a diversi giorni prima, queste persone stavano male, erano a casa da diversi giorni e quindi riconducibili a prima dell'introduzione dell'attuale decreto. Insomma, fondamentale che i primi cittadini si riapproprino del loro ruolo in un'ottica di prevenzione del contagio, ruolo che ormai quotidianamente viene svolto anche con l'adozione di ordinanze e appelli al buonsenso, come quello del sindaco di Salgareda, veterinario di professione, che si rivolge ai proprietari dei cani perché l'amico a quattro zampe non diventi l'alibi per pericolose passeggiate. Il nostro animale non ha bisogno di fare chilometri in questo periodo, assolutamente. Se hanno problemi delle deiezioni famose e le devono anche raccogliere, per piacere, perché questo è un comportamento adeguato, possono farlo nel loro giardino tranquillamente, e se hanno animali piccoli rimangono in casa, gli mettono un panno, raccolgono le loro deiezioni e le buttano nei cestini. Sul fronte giudiziario non ci sono procedimenti in atto da parte della Procura della Repubblica di Treviso in ordine ad eventuali responsabilità nel decesso di pazienti dell'USL 2 colpiti da coronavirus. Lo ha precisato oggi il capo dell'ufficio giudiziario Michele Dalla Costa. Non ha portato in sostanza ad alcuno sviluppo il fascicolo conoscitivo senza indagati ne ipotesi di reato che era stato aperto 3 settimane fa dopo la prima vittima per il virus avvenuto a Treviso. Era, lo ricorderete, la donna di 76 anni di paese con gravi patologie pregresse, dalla quale il contagio si sarebbe sparso ad una decina di persone tra sanitari e personale del Ca' Foncello. E disagi sui treni veneti dopo la decisione di Trenitalia di cancellare diverse corse, disagi pesanti per tantissimi pendolari che comunque devono andare al lavoro. Questo il racconto di un'operatrice sociosanitaria che lavora a Venezia e vive nella Marca trevigiana. Partita all'alba questa mattina intorno alle 5 per rientrare nel primo pomeriggio, ha impiegato quindi più di 4 ore. La cancellazione dei treni, tra l'altro, comporta il fatto che i pendolari si riversino nei pochi vagoni rimasti con ovvi rischi per la salute nei giorni del contagio. Ma sentiamo proprio la testimonianza di questa nostra telespettatrice. È vergognoso, siamo qui dalle 13 e adesso il treno che doveva partire per Conegliano alle 15:13 è praticamente in ritardo. Siamo lavoratori che ci siamo recati stamattina a Venezia con il treno da Mogliano alle 6:52. Siamo ancora in giro dopo una giornata di lavoro. La signora responsabile COP
Cosa ne pensa di questa situazione? È una semplice vergogna che noi stiamo dando un servizio alla gente e le ferrovie devono dare un servizio anche a noi. Ben detto, signora. Noi siamo qua e stiamo lavorando da stamattina, siamo stanchi, abbiamo bisogno di andare a casa. Adesso ci fanno salire su un treno di merda, ok? Che è pieno di gente, dobbiamo metterci la mascherina ed è vergognoso una cosa del genere. Forse adesso da Mestre troveremo una coincidenza dalle 12:30 e è una decisione di Trenitalia. Come lavoriamo noi come operatori sociosanitari? Gente che lavora nei supermercati, possono lavorare anche quelli di Trenitalia. Oggi festa del papà, anche se c'è poca voglia di festeggiare, visto l'emergenza che stiamo vivendo. E ancora più particolare è quella vissuta per gli anziani in casa di riposo come Euro Fusetti, 92 anni, ospite del centro servizi Villa delle Magnolie di Monastiera, che dal 24 febbraio, seguendo le disposizioni regionali e ministeriali, ha evitato qualsiasi contatto esterno per garantire a tutti gli ospiti la massima sicurezza. E allora gli auguri sono arrivati dalla figlia con il tablet. Papà, volevo rifarti tanti auguri. Grazie, altrettanto. Guarda che ti voglio tanto bene. Anch'io. Ringraziamo il cielo che potremo vedersi così almeno. Ringraziamo anche le ragazze. Va bene. Saluto tutti, anche i putini e tutti i bambini. Il vescovo di Treviso ha celebrato nella cripta del Duomo la solennità di San Giuseppe nel giorno appunto dedicato ai papà e ai lavoratori. Monsignor Tomasi ha affidato al Santo Falegname di Betlemme tutto il personale sanitario impegnato nei nostri ospedali in questi difficili giorni. Stiamo toccando con mano a vari livelli il limite proprio della nostra vita, della nostra esistenza, delle forme, dei modelli della nostra convivenza civile. Ha richiamato il momento attuale il vescovo di Treviso nell'omelia per la celebrazione dedicata a San Giuseppe, simbolo della paternità e patrono dei lavoratori. Una celebrazione che Rete Veneta e Antena 3 hanno trasmesso in diretta nella mattinata di oggi, nell'impegno continuo di condivisione non solo dell'informazione, ma anche per la riflessione e la fede. Un tempo davvero straordinario, dove tutte le nostre sicurezze sono state messe in discussione. Scopriamo quanto sono fragili le sicurezze che solo fino a pochi giorni fa davamo così per scontate, da non essere neanche capaci di concepire la possibilità di un blocco così totale, così repentino, così tanta sofferenza. Un tempo difficile, dove però possiamo ritrovare nella solidarietà la forza di andare avanti, non cedendo allo sconforto e alla disperazione. Abbiamo bisogno di affidarci ad un'intercessione profondamente umana e forte. San Giuseppe, che dormiente assicura la cura di ciò che ci sta a cuore, ci dà la speranza che si possa continuare ad impegnarsi, anche quando apparentemente le forze stanno per lasciarci, quando la determinazione rischia di cedere. E allora la dedicazione del Vescovo, in particolare a quanti sono in prima linea negli ospedali e nelle terapie intensive. Abbiamo bisogno di affidare la fatica, la forza, il coraggio di tutti coloro che stanno impegnandosi al limite e anche al di là delle proprie possibilità per il bene di ciascuno e di tutti. Abbiamo bisogno di invocare l'intercessione di San Giuseppe, di chi ha vissuto per servire, affinché accompagni chi è a servizio di tutti in questo momento di prova. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. E adesso con le notizie ci spostiamo a Belluno e provincia.
Cresce anche nel bellunese il numero dei contagi e esattamente l'ultimo aggiornamento ci dice che i casi sono 168 con un incremento di 18 casi positivi rispetto a questa mattina e cresce anche il numero delle persone in isolamento domiciliare, sono esattamente 447 nel bellunese. Si tratta dei contatti più stretti dei contagiati che in provincia di Belluno hanno appunto superato quota 150. Oltre 700 persone in isolamento domiciliare e 150 i casi positivi. Il coronavirus si propaga inesorabilmente anche nel bellunese. Gli ospedali dell'ULSS 1 Dolomiti hanno riorganizzato oramai da settimane l'attività dei reparti e il San Martino di Belluno è diventato struttura di riferimento provinciale per il Covid-19 con una dotazione supplementare di posti letto nella terapia intensiva che passano da 9 a 15. 10 posti in più in pneumologia e una quarantina nel reparto di malattie infettive. In quest'ultimo reparto è arrivato fresco di nomina ieri il nuovo primario, ma oggi, alla luce delle necessità connesse all'emergenza, è rientrato il dirigente dell'unità operativa che era andato in pensione qualche mese fa. L'azienda sanitaria ha inoltre attivato un progetto di sostegno psicologico dell'emergenza per pazienti e operatori sanitari in collaborazione con il servizio di psicologia ospedaliera e il contributo del Fondo Welfare Dolomiti e dell'AILA di Belluno. Il servizio partirà domani e sarà mediato dai volontari della Protezione Civile che ogni giorno contattano le persone in isolamento. Sempre da domani inizierà l'attività verso degenti e operatori sanitari delle 3 unità operative direttamente coinvolte con la cura dei malati Covid-19. L'attività prevede anche la realizzazione di volantini informativi per affrontare il contagio emotivo nelle diverse fasce d'età, bambini, adulti, anziani e anziani con demenza. In provincia continuano intanto i controlli volti alla verifica del rispetto dell'obbligo di restare a casa. Il bilancio reso noto ieri dalla prefettura di Belluno: 903 persone controllate, 26 quelle denunciate, circa un centinaio i controlli stradali con una persona deferita all'autorità giudiziaria a Feltre, con la polizia locale che presidia quotidianamente il territorio, strade, aree ciclabili ma anche pedonali per disincentivare eventuali gruppi o assembramenti. È durante l'attività di monitoraggio del territorio che i carabinieri di Belluno hanno arrestato uno straniero di 22 anni senza fissa dimora per il reato di rapina impropria. Il fatto è accaduto ieri in un negozio di generi alimentari in via Feltre. Il giovane, sorpreso a rubare, durante la fuga ha ferito una dipendente. E forse gli appelli a rispettare le regole cominciano a sortire un primo effetto. Parchi vuoti questa mattina a Belluno dopo l'esagerato afflusso di anziani, adulti e bambini dei giorni scorsi. Parco Bologna a Belluno, il silenzio surreale è interrotto dal rumore dei passi frettolosi di chi si avvia verso casa. La scena è la medesima al parco di Cavarzano. A distanza di 24 ore non c'è più l'assembramento denunciato sui social. Chi abita a ridosso dell'area verde si dedica al giardinaggio. Come si trascorrono queste giornate? Che bisogna riflettere quello che si fa. Non uscire perché è la cosa migliore, anche se io adesso sono uscita davanti casa un attimo. Però bisogna stare in casa, avere rispetto di chi sta già male. Oggi ho approfittato, sono andata a fare la spesa, allora faccio 2 passi. È dura? Ma insomma dai, se per il bene di tutti facciamo questo sforzo. L'invito che il Comune di Belluno ha affisso sugli alberi all'ingresso dei parchi cittadini è quello di utilizzare queste aree esclusivamente per fare brevi passeggiate e dobbiamo dire che probabilmente i bellunesi cominciano a capire, a rendersi conto della necessità dell'obbligo di restare a casa in questa fase di emergenza, in questa fase critica per evitare, per limitare il contagio da coronavirus. Difatti i parchi cittadini oggi sono praticamente deserti. È così anche al parco di Nogaret, dove si sente solo il vociare dei residenti che conversano da un balcone all'altro. Il clima primaverile invoglia a stare all'aria aperta, ma in questa palazzina di via Calbo il tempo si trascorre rigorosamente all'interno dell'area condominiale. Lavora nell'orto? Sì, fate qualcosa, visto che è bella giornata. Io sto lavorando, lavoro in caserma militare, io in cucina. E dunque anche là stiamo... Grande Nicoletta! Stiamo tenendo distanze di 1 metro e tutto quanto, insomma. A sostenere Nicoletta il vicino di casa che ha appena finito il suo turno di lavoro come trasportatore della Lattebuschche. Che adesso si riscoprono tutti i negozi di una volta. È una cosa importante questa, o no?
Avete visto nel servizio quel lenzuolo con l'arcobaleno e quella che ormai è diventata una scritta di coraggio, andrà tutto bene. Bene, sono tantissimi i messaggi, i video, le foto che stanno arrivando con questa frase e i disegni realizzati per dare coraggio in questo difficile momento. Vediamone alcuni. Rimani a casa, andrà tutto bene, ciao! Siamo in chiusura, vi lascio le previsioni del tempo e dopo la sigla continuerà la nostra edizione straordinaria con Christian Arboit per tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. Grazie per averci seguito, arrivederci. Super fresco a Ponte della Priula, negozio fuori dal coro. Super fresco a Ponte della Priula, qualità al giusto prezzo. Benvenuti al Meteo. Venerdì 20 marzo, ancora una giornata dal sapore primaverile prima di un crollo termico nel fine settimana. Ma vediamo la previsione nel dettaglio. Sul Veneto sarà il sole a prevalere con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Qualche addensamento sui settori montuosi ma senza ulteriori conseguenze, senza piogge. Vediamo anche le temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime comprese invece tra 15 e 20 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà soleggiato naturalmente su tutti i settori, solo con qualche addensamento in montagna. Temperature minime fino a 9 gradi, valori massimi invece tra 16 e 17 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, non cambia molto, infatti anche qui sarà una splendida giornata di sole con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime fino a 8 gradi, massime sui 19 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Amaro Montegrappa, alcol da cereali con erbe ed estratti naturali. Amaro Montegrappa, chiedilo al tuo bar.